questo principio. Dicono no, i contratti che io firmo non possono essere validati dal voto dei lavoratori. Capite perché? Perché vogliono continuare ad essere loro a scegliersi il sindacato che gli pare e applicare degli accordi anche contro il parere di tutti. Allora lo dico con chiarezza, a CGIL e CISL-UIL c'è stato un avanzamento e noi, nonostante le diversità, i problemi che sono ancora aperti, non viviamo da un'altra parte. Se persone e organizzazioni dopo anni sono d'accordo con quello che noi dicevamo, io lo considero un passo avanti, ma ora si deve sapere, l'accordo con Confindustria deve mantenere il diritto di voto delle lavoratrici e dei lavoratori ed è inaccettabile che venga introdotta qualsiasi sanzione e qualsiasi limitazione del diritto di sciopero, perché accordi che limitano il diritto di sciopero non solo sono brutti accordi, ma sono contro la nostra Costituzione e noi non li accetteremo mai, come non abbiamo mai accettato logiche che mettevano in discussione i diritti di fondo. E dico anche che qualche risultato è stato ottenuto. Nei giorni scorsi è stato firmato un contratto nazionale di lavoro anche dalla FIOM. E quello piccolo per la nostra categoria, perché riguarda i dipendenti delle aziende metalmeccaniche cooperative, sono 20.000 in Italia. Ma perché noi abbiamo firmato quell'accordo e diciamo ai lavoratori che adesso si pronunceranno con il referendum di approvare e di votare quell'accordo? Perché guarda caso quell'accordo continua a pagare i primi 3 giorni di malattia. Quell'accordo non aumenta gli orari di lavoro e lascia all'RSU il diritto di contrattare gli orari. Quell'accordo non deroga ai minimi salariali, ma garantisce che il salario deve essere uguale in tutta Italia e per qualsiasi lavoratore. Quell'accordo dice e impegna le aziende cooperative a non fare i licenziamenti, a dire che se ci sono dei problemi nelle fabbriche, se ci si deve organizzare, si fanno i contratti di solidarietà, si redistribuisce il lavoro su tutti e non si lascia a piedi nessuno. E noi quell'accordo, sì, l'abbiamo firmato, perché dimostra che è possibile, anche nella crisi, fare degli accordi senza svendere i diritti dei lavoratori e senza stagnare nulla. E questa cosa noi la vogliamo fare anche con le aziende della Confapi e anche con le aziende dell'artigianato e stiamo continuando nelle fabbriche di Federmeccanica a dire che noi quell'accordo che FIM e UIM hanno firmato senza mai far votare i lavoratori né chiedere alcuna verifica democratica, noi come abbiamo fatto fino ad ora continueremo, noi ai nostri iscritti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che assieme a noi vorranno, non faremo mai applicare i peggioramenti di quell'accordo. E lo dico perché io penso, e l'abbiamo discusso anche in FIOM, che se vogliamo essere onesti tra di noi, quando si dice che c'è una crisi della democrazia in Italia, non riguarda solo qualcun altro. Oggi la crisi della democrazia che c'è, una crisi di rappresentanza, riguarda di sicuro le forze politiche, ma se vogliamo essere onesti riguarda tutti, riguarda anche i sindacati, riguarda anche le organizzazioni della rappresentanza. E noi, proprio per questo, dobbiamo essere